Oggi vi portiamo con noi di nuovo nelle Dolomiti Bellunesi. Siamo saliti da Faè, prima di Longarone, verso la Caiada. Siamo arrivati fino a Malga Palughet. Siamo a 1257 metri di dislivello e adesso prendiamo su il sentiero subito prima della Malga, lo vedete, per arrivare prima in Forcella Palughet e poi arriviamo su al Servoi. Dovrebbe esserci un bellissimo prato fiorito. Non sappiamo ancora se, ovviamente, siccome si è appena sciolta la neve, se sarà così. Come sarà messo, come però sarà messo, ma intanto lo vediamo. il paesaggio è bellissimo. Il paesaggio è bellissimo, niente da dire. Giornata magnifica, guardate, non c'è una nuvola al momento. Sì, guardate che paesaggi. Dal pian de Caiada salgo piano, scarponi sporchi, cuore in mano, sentiero vivo, sotto i passi, tra pietre e pino, non mi stanchi, il cielo blu, sopra la cresta, l'aria che taglia, la pelle resta, sento il silenzio che mi chiama, qui ogni fatica si fa trama. E guardo su, più su, dove finisce il rumore tra le cime e il vento mi rimette in colore. Un paradiso nelle Dolomiti, un paradiso nelle Dolomiti. Dal pian de Caiada al monte Zervoi, cammino lento ma resto qui. Un paradiso nelle Dolomiti, un paradiso nelle Dolomiti. Casera Zervoi, portami via, tra cielo blu e la via mia. Arrivo stanco, ma con gli occhi accesi, muri di legno, sogni sospesi. La valle guarda, non dice niente, ma parla forte, dentro alla mente. Veneto trekking, gambe di fuoco, ogni respiro mi vale un gioco. E quando il sole cala dietro i sassi, mi sento ricco anche senza passi. E guardo su, più su, dove finisce il rumore tra le cime e il vento mi rimette in colore. Un paradiso nelle